Oggi siamo stati alla scuola materna e dell'infanzia del nostro comune per la distribuzione del tradizionale uovo di Pasqua che facciamo ogni anno, e quest'anno si sono aggiunti anche i bambini ucraini a cui abbiamo dato non solo l'uovo che prepara ogni anno il comune, che acquista il comune, ma anche l'uovo che ha mandato il prefetto, che ha ricevuto da un donatore anonimo delle uova e le ha fatte distribuire alla Croce Rossa Italiana, dando appunto la lista dei comuni che avevano accolto ucraini, e quindi abbiamo ricevuto l'uovo da parte del prefetto e questa mattina è stato un momento di augurio. Accanto a questo poi abbiamo dato alle famiglie, come ormai facciamo da 3 settimane, i buoni spesa per quello che può servire loro e andare direttamente negli alimentari o nella macelleria o diciamo dal fruttivendolo per gli acquisti pasquali. Una cosa importantissima che voglio sottolineare è l'aver iscritto questi bambini a scuola. Abbiamo fatto la richiesta del permesso presso l'ufficio immigrazione della questura di Agrigento e mi auguro che anche avendo questo documento loro possano poi accedere al bonus. E abbiamo fatto l'assistenza sanitaria, l'STP, proprio perché queste persone hanno necessità di medico, di medicine, di controlli, eccetera. Quindi in tutti i modi noi stiamo cercando di adoperarci. Abbiamo iscritto anche per un corso online che si terrà grazie all'associazione Dante Alighieri con la preside Ierna. Abbiamo fatto l'iscrizione per far frequentare loro online un corso di italiano. Quindi tutto questo è stato fatto e continua ad essere fatto sulle spalle del volontariato veramente puro, devo dire, perché il comune è solo come sede logistica, ma non abbiamo messo economicamente somme. In tutte le maniere noi stiamo cercando di tenere testa a quella che è la presenza di 34 persone che hanno le esigenze di un comune cittadino, insomma. La cosa che manca, e questo io credo che il governo debba farsene carico, il governo centrale, è la presenza di un mediatore culturale. Finché non c'è la presenza di un mediatore culturale che possa in maniera chiara parlare e quindi togliere quell'ostacolo che è dato dalla lingua, magari la nostra comunicazione è comunque una comunicazione un po' ostica, contorta. Quindi questa è un'altra cosa che secondo me nel sistema non sta funzionando. Quindi queste sono, a mio modo di vedere, le difficoltà che noi stiamo incontrando, ma che ben volentieri stiamo affrontando in queste quasi 3 settimane di presenza di queste persone a Montevaco. Da un paio di giorni c'è un avviso per quanto riguarda l'accoglienza diffusa cosiddetta, ed è un avviso rivolto credo alle associazioni, al mondo del volontariato, alla Chiesa, a tutti coloro, a quelle agenzie diciamo che in qualche maniera si sono adoperate. L'associazione A Cuore Aperto, che sta sostenendo questa iniziativa da un punto di vista economico, e non è particolarmente interessata ad aderire a questo tipo di avviso, soprattutto perché vorremmo capire e aspettiamo dalla Protezione Civile Nazionale delle delucidazioni in merito. Vorremmo capire invece come fare per accedere al bonus che si può dare direttamente agli ucraini, i famosi 300 euro al mese di cui si è parlato, i 150 per i minori, perché proprio in una ottica, in una logica di accoglienza integrata, noi vorremmo che fossero loro a percepire l'assegno, a spenderlo, a gestirselo, insomma, perché lo scopo di averli portati qua fondamentalmente è questo. Ancora su questo non c'è assolutamente nulla, e quello che è peggio che ieri abbiamo sentito fra qualche settimana, è già passato oltre un mese. Se l'accoglienza in media noi stimiamo di circa 3-4 mesi, magari rischiano queste persone di non riceverlo se non ci sono chiarimenti anche diciamo con una certa velocità. Non va dimenticato che su 4 milioni di ucraini che sono fuggiti, quasi 900.000 sono rientrati ora, perché è un popolo attaccato alla propria terra, non è gente che vuole venire qua e non se ne vuole andare. Quindi tutto questo diciamo ha anche un significato. Noi ci auguriamo che loro qui stiano bene, ma sicuramente è una parentesi della loro vita. Quindi da questo punto di vista ad oggi non si è visto nulla. Io continuo a ringraziare invece i miei concittadini, tutti, sia chi ha donato questi appartamenti in maniera gratuita con un grandissimo atto di generosità, sia tutti gli altri, perché in un modo o in un altro ognuno si è adoperato a dare una mano.
e il lavoro preziosissimo che tutte le associazioni del territorio stanno svolgendo, coadiuvando quella che è stata l'azione del comune e quello che è il quotidiano svolgimento dell'accoglienza poi sul campo. Quindi oggi è una Pasqua per tutti, io veramente voglio approfittare di questo momento per augurare buona Pasqua ai montevaghesi, ai miei concittadini, a questi ucraini che abbiamo qui come ospiti e a tutti coloro che in un momento così tragico per l'Europa soprattutto si stanno adoperando per dare una mano a queste persone che fuggono dalla morte.